La 20ª giornata del campionato di eccellenza mette di fronte quest'oggi sul campo bagnato del Grondona un super scontro in testa alla classifica. I ragazzi di Sorbello tenteranno l'impresa di fermare la superpotenza guidata da Monteforte, reduci dalla sconfitta nel derby contro il Vado. Una vittoria della Rivarolese rimescolerebbe le carte in vetta, ma per la Bissola è fondamentale non perdere per non scivolare dal primo posto. I giallo-rossoneri partono subito in attacco, facendo comprendere che la sconfitta maturata nella gara di andata non è piaciuta agli avvoltoi e la voglia di riscatto è tanta. Scorrono un po' di minuti e un'occasione pericolosa per gli ospiti arriva al 20° con Sancinito su punizione. Fa partire un potente tiro che colpisce l'incrocio dei pali terminando fuori. Risponde immediatamente la Rivarolese, su disimpegno della difesa ospite si libera Memoli e fa partire il tiro che finisce in rete, risultando imparabile per il numero 1 biancoceleste. L'Albisola non riesce a reagire e al 26° su ulteriore errore difensivo dei ceramisti, su assist di Chiarabini, Tarsimuri con un gran colpo di sinistro gonfia la rete. La ripresa continua sulla stessa onda della prima frazione di gioco. Ad un solo giro di lancette, un passaggio filtrante di Oliviero viene intercettato da Chiarabini che non fallisce e gonfia la rete. Al 49° Romai scende sulla destra, si libera e tenta il tiro, ma mette in angolo lo vecchio. Poco dopo arriva il gol degli ospiti, mischia in aria, si libera Alessi, fa partire il tiro che finisce in rete. Ancora il Bissola in avanti, al 58° arriva il gol di Romai, che sfrutta un assist di Alessi in sospetta posizione di fuorigioco. Rivediamo le immagini a cura di Simone Maggi. Il match si fa sempre più nervoso, al 79° Alessi, a danni di Ungaro, dà una spallata a gioco fermo. L'arbitro estrae il cartellino rosso, al Bissola in 10. La Rivarolese resiste all'assedio finale e trova i 3 punti fondamentali per la classifica. Seconda sconfitta consecutiva della Bissola. Vittoria schiacciante della Rivarolese che riapre i giochi per la vittoria del campionato.